Qui con noi al shopping center dei Cavalieri del Re, giusto? Cavalieri del Re, che qualcuno era in giro con vari oggetti, gadget, DVD piuttosto che stampi, piuttosto che dischi che ha fatto fotografare, li ho visti in giro, erano fantastici, dei pezzi da collezione, per esempio. I Cavalieri del Re, il libro cuore, sigla della TV, e la base musicale dall'altra parte. È fantastica questa cosa. Un applauso a chi conserva anche tutte queste fantastiche cose da tramandare. Ci siamo pronti, quindi vi accogliamo con un grande applauso qui sul palco. È un piacere e un onore per me accoglierla qui sul palco, Clara Serina. Eccola! Buongiorno Clara. Buongiorno a tutti, che belli che siete, bellissimo essere qua con tutti questi bimbi, fantastico. Allora, innanzitutto grazie di essere qui con noi, grazie per essere venuta per rappresentare questo mondo dei cartoni animati, questo Cartoon Festival che noi so che ci divertiremo un sacco, perché ho già fatto qualche sondaggio. I cartoni animati sono apprezzati da chiunque, anche se vedi delle facce che dici quello no, invece sì, invece sì. Invece una curiosità, io ti chiederei subito che dicevo prima, tu hai cantato delle sigle di cartoni animati e tu ce le canterai adesso. Ma tu hai un cartone animato preferito? Guarda, il cartone animato preferito alla fine è diventato degli Oscar. Grazie, perché la storia, le puntate, insomma ci siamo stesi al suolo nell'ansia di vedere quell'André che finalmente baciava degli Oscar e non c'era verso. E dunque abbiamo molto amato degli Oscar. Poi la canzone che mi piace moltissimo, è una canzone che mi commuove, infatti la canterò stasera, è proprio Stevie e lo specchio magico. Però proprio degli Oscar, ovviamente. Assolutamente, adesso non diamo altre anticipazioni sulla scaletta, la scopriremo man mano, e se sei d'accordo io ti lascerei il palco in questo momento. Va bene, va bene. Ok, quindi un forte applauso e lascio il microfono a chi lo merita più di me. Ma sì, Clara Serina! Grazie a tutti, grazie Manuel, e a tutti voi. Bene, allora come primo brano ho scelto un brano un po' vivace, così cominciamo con questa canzone che è stato un cartone che raccontava la storia dei giorni della settimana, dei mesi dell'anno. Chi ricorda? Si chiama? Calendar Man, ok. Bene. Il figurino magico di Calendar Man, ogni giorno sorge logico a Calendar Man. Sta scoppiando una battaglia molto strana, sono in guerra i giochi